Veneto Banca è una popolare antica, nasce nel 1877 ed è profondamente radicata nel territorio. I nostri prodotti e anche i nostri servizi sono il frutto del dialogo, ma soprattutto della conoscenza che abbiamo della nostra clientela. Per un'azienda la differenza la fanno i servizi ed i prodotti che offre al mercato di riferimento. Questo vale anche per Veneto Banca, che con accurata flessibilità propone ai propri clienti dei prodotti assicurativi che hanno come missione quella di generare e tutelare i risparmi delle famiglie. Si chiamano tra gli altri Young, Vantaggio Previdenza e Vantaggio Investimenti Platinum. Young nasce per garantire il futuro dei propri figli attraverso un capitale creato con l'accantonamento periodico di piccole somme. Il soggetto, contraente assicurato, potrà essere il genitore o il nonno, ma il beneficiario finale sarà sempre il figlio, il quale potrà scegliere fra il capitale in un'unica soluzione oppure richiedere una borsa di studio liquidata attraverso 5 assegni annui rivalutabili. Young inoltre, nel caso di disoccupazione del contraente, concede l'esonero dal pagamento dei premi per un'annualità. Vantaggio Previdenza è invece una rendita privata, indispensabile per vivere sereni e mantenere il proprio tenore di vita anche al termine dell'attività lavorativa. Con Vantaggio Previdenza puoi accantonare ogni anno i tuoi risparmi, secondo un piano di investimento adeguato alle tue esigenze e al tuo reddito. Il vantaggio è quello di poter definire con largo anticipo l'ammontare minimo della rendita. Per chi ama le polizze sicure e innovative, ecco Vantaggio Investimento Platinum, in grado di garantire la crescita costante del capitale investito, senza rischi di perdite finanziarie. È un prodotto flessibile che ti consente di decidere liberamente la durata del tuo investimento, beneficiando delle garanzie esclusive dei prodotti assicurativi. Con Vantaggio Platinum si può gestire in libertà il risparmio, con comodi versamenti sospendibili in ogni momento e allo stesso tempo si può investire i risparmi in sicurezza, proteggendoli dalle oscillazioni dei mercati finanziari. La forza di Veneto Banca è il suo sguardo rivolto sempre al territorio per riuscire ad interpretare le esigenze dei propri clienti offrendo loro una risposta su misura. Proponiamo soluzioni personalizzate per soddisfare al meglio le esigenze della famiglia e delle piccole e medie imprese in particolare. Il successo nostro di oggi si basa su questo lavoro e dura ormai da più di 100 anni. Ed eccoci rientrati, stiamo parlando di un importante momento di riflessione che verrà fatto in diversi convegni nel territorio collinare che tutti conosciamo, quello del Prosecco di OCG. Ad aprire questo ciclo sarà il comune di San Pietro di Feletto. Con noi poi c'è anche il signor Tonin di Legambiente con cui poi faremo alcune riflessioni proprio sull'argomento. Cominciamo da lei, Sindaco. San Pietro di Feletto ha il compito di aprire queste riflessioni e lo fa anche in maniera abbastanza dura, parlando di pro e contro e soprattutto dei contro di un uso sbagliato, possiamo dire, della chimica in agricoltura. Non solo sbagliato, ma forse un po' vetusto, un po' vecchio. Quello che si vuol fare con questo ciclo di incontri e per quanto riguarda San Pietro direi si vuol continuare a fare dal momento che abbiamo appena chiuso un ciclo di incontri rivolti proprio alla viticoltura a San Pietro di Feletto, vogliamo continuare a promuovere quell'attività di sensibilizzazione per un utilizzo corretto di quelli che sono i farmaci, quindi il minore impiego nel miglior modo possibile e anche capire esattamente la vastità del problema, se esiste un problema, e questo attraverso i successivi incontri che andremo a fare, quindi andando a guardare l'aspetto tossicologico della problematica e quindi un circolo di incontri che guarda dal mondo di chi la vede dal punto di vista dell'ambiente, da chi la vede dal punto di vista sanitario, da chi la vede dal punto di vista della produzione. Questo per mettere le amministrazioni nelle condizioni poi di determinare delle regole precise, condivise per tutti.
Ecco, Nicola Tonin, senz'altro c'è da rilevare già un segnale positivo. 7 comuni, 7 amministrazioni si sono messi insieme, che significa che l'attenzione e la cultura per un'economia, diciamo così, ecosostenibile è davvero alta. Bisogna mettere regole al settore dell'agricoltura, soprattutto qui nelle colline del Prosecco, regole che molto spesso vengono un po' bypassate, molti produttori fanno un po' il fai da te, diciamo, e quindi poi tutto si ripercuote sull'ambiente e soprattutto sulla salute dei cittadini. Ecco, ma c'è una grande attenzione anche da parte delle associazioni di categoria, del settore, nell'affrontare con molta attenzione questi temi. Certamente un tavolo di confronto deve avere tutti quanti gli attori presenti per poter cercare una soluzione più possibile condivisa a una problematica che effettivamente c'è, sul territorio c'è e i cittadini la percepiscono. Ecco, io vi ringrazio allora per essere stati con noi, facciamo l'in bocca al lupo a questa iniziativa, 13 e 18 marzo gli ultimi 2 appuntamenti, non mancate ovviamente sulle colline che speriamo diventeranno patrimonio dell'UNESCO. Cronache Trevigiane questa settimana si chiude qui, appuntamento come sempre la prossima settimana, stessa ora, stessa rete, non mancate. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image.